Si scalda la campagna elettorale per le regionali in Veneto. Il primo confronto televisivo tra i candidati fa esplodere la polemica per l'esclusione dal salotto di Bruno Vespa di Alessio Morosin, candidato governatore di Indipendenza Veneta, che non sarà a porta giovedì insieme ad Alessandra Moretti, a Jacopo Berti, a Luca Zaia e a Flavio Tosi. Intanto, in attesa del confronto, la candidata del Partito Democratico scalda i motori e torna nella Marca. Ad accoglierla non solo gli elettori ma anche le polemiche tutte interne al partito. Ad accendere la scintilla le dichiarazioni del segretario regionale Roger De Menec, che non ha apprezzato la composizione delle liste provinciali di Treviso votate lo scorso 23 marzo. La replica di Lorena Andretta. È una lista che comprende i 9 candidati che sono stati indicati dalla segreteria, poi ripeto, votati dall'Assemblea. Non c'è il rappresentante indicato dai civattiani, cioè Andrea Ragazzi, perché la segreteria e quindi l'assemblea che ha votato ha privilegiato un criterio territoriale piuttosto che un criterio di mozione. Se come dire, il segretario regionale intende modificare la lista ha la facoltà di farlo, ma lo farà in una sede diversa rispetto a quella dell'assemblea provinciale, quindi in direzione regionale, dove non mancheremo di far sentire le nostre ragioni. Ed è proprio Alessandra Moretti, durante la sua tappa al mercato di Ponzano, a difendere l'autonomia decisionale delle singole segreterie provinciali, cercando di inserire nelle liste le persone che abbiano forza, che abbiano competitività, che siano delle figure meno appartenenti, diciamo, ad aree correnti, che francamente trovo, ecco, un pensiero abbastanza vecchio, ma invece figure che rispondano a merito, competenza e radicamento sul territorio. Ma le critiche del segretario regionale del PD sono andate oltre. No a campagne individualiste, ha tuonato De Menec, riferendosi in particolare ad Andrea Zanoni e Giovanni Tonella. Ma anche in questo caso Alessandra Moretti getta acqua sul fuoco. Io invito tutti i candidati a correre a fare una campagna di grande slancio, di proposte, di visione per un nuovo Veneto, ovviamente dimostrando di essere veramente una squadra di persone che lavora verso un unico obiettivo, che è quello di portare la lista del centro-sinistra a vincere le elezioni.